Amici bellini, e come vi siete svegliati? Fatemi sapere nei commenti come vi siete svegliati, belli sereni, belli con il sorriso, avete dormito tutto il tempo col sorriso sulle labbra? Io sì, io no, cioè nel senso io andrò nel futuro, perché prima parole di Spalletti, perché se permettete allattiamo, per un martedì pazzesco, allattiamocela, perché questa è una di quelle partite che almeno ci rimane nella mente come partita più emozionante. Cominciamo, dai. E allora, per tirare le fila delle cose, prima di tutto le cose importanti, prima di tutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Paul Barci, benvenuto, ultimi iscritti, miliardi e miliardi di nuovi iscritti grazie alla partitona di ieri, dove il Napoli dopo un po' di difficoltà iniziali la porta a casa con il tripudio generale. Su quel gol di Fabian se ne è caduto tutto, il palazzo, la mia voce, sedie, tavolini e bicchieri che trovate sul Caffè Napoli Milano, no, sul fluido.net, il Caffè Napoli lo trovate così. Ma le parole di Spalletti meritano i vostri like. Non so, sulla reaction a quanti like siamo arrivati, ne avevo chiesto 2500, sulla reaction si può, qua potrei averne una base di 800 visto che oggi si può allattare. E Spalletti sbotta, Spalletti ha sbottato un po', tu ti aspetti un allenatore raggiante dopo una vittoria del genere, e invece le sue prime parole, almeno in interviste, rompono i coglioni a questa squadra. Insomma, c'è da dire quello che praticamente la frase chiave non è tanto questa che ha d'effetto, ma è la brutta atmosfera che lui conferma, perché glielo chiedono: ma che sei nervoso? C'è una brutta... Sì, c'è una brutta atmosfera intorno a questa squadra e non fa altro che ricordarmi un pochino il passato, e con Gattuso più o meno la stessa cosa, e con Ancelotti la stessa cosa, e con Benitez, forse con Sarri si creò più o meno quella trade union tra tifosi eccetera eccetera, ma comunque nell'ambiente c'è sempre qualcuno che ha detto ma quello non è vincente, il secondo posto è un fallimento eccetera eccetera. E qua che Spalletti ci sta cercando di far fare quell'ulteriore salto di qualità. Volete per forza parlare di scudetto, il Napoli non ne deve parlare, ed è giusto così. Poi noi tifosi sì, crediamoci, i giocatori ci credano eccetera eccetera, ma i media, in un'analisi corretta come dice Spalletti, sono più quelle altre squadre che ne parlano perché hanno un po' paura. Avevate paura, pagliacci. E il Napoli deve essere sereno, e con serenità poi ci può portare a queste cose, perché queste sono le partite con serenità. Vedi che succede quando non ti metti paura, non ti abbassi, non hai la paura del braccino, e addirittura ribalti quella che era una partita che poteva diventare stregata, sporca, tosta, brutta. Col coraggio e con la tranquillità d'animo vedi che bello. E quindi rompono i coglioni sul carattere, e il carattere il Napoli ieri lo ha dimostrato, e non lo ha dimostrato sempre, quindi noi nell'analisi dobbiamo essere onesti. Non l'abbiamo visto un grandissimo carattere così, però Spalletti per la prima volta, e lo fa bene a farlo adesso dopo la vittoria, in modo tale che non sia un alibi di una sconfitta, ma semplicemente attenuanti e la cronaca di quello che effettivamente è successo. Ragazzi, è tosta fare tutte queste partite insieme avendo pochi ricambi, non avendo soluzioni. Ricordiamoci a destra che gravi problemi che abbiamo senza Politano e senza Lozano. Adesso sta tornando Politano, e abbiamo avuto problemi anche con Insigne, abbiamo avuto problemi a centrocampo senza Lobotka, senza Anghissà, e si fa male pure Malquit che comunque non avrebbe giocato, e Gulam non ce l'hai e quindi ti devi adattare. Krakma e Tuanzebe che hai comprato e comunque non c'è. Insomma, Coppa d'Africa, i Covid, infortuni, così, tutte queste attenuanti vengono fuori adesso per spiegare anche quella flessione di risultati, ma soprattutto di prestazioni che abbiamo visto. Poi questo per quanto riguarda il Cagliari. Per quanto riguarda il Barcellona io non ci penso proprio, perché troppo superiori loro, quindi veramente inutile parlarne. Però questa poi è la cosa. Poi potremmo parlare anche del VAR in questo video, perché se tengo d'occhio l'orologio, per me il fatto dei rigori ieri è grave, gravissimo, perché siamo prima in classifica, ragazzi. Se si parla che manca un punto per arrivare secondi o terzi, a me frega poco, però se poi si gioca punto a punto per la Champions, è come è successo in tutti gli altri anni, o se addirittura si giocasse punto a punto, se l'Inter continua a essere insomma infossata in questo periodo
e il Napoli fa il suo dovere col Milan, attenzione, diventano gravi quei punticini che ti toglie il VAR. Qua c'è il rischio, noi dovevamo andare sul 2-0, punto, poi lo devi segnare, il rigore, tutto a posto, ma è bene che se ne parli, comunque con calma. Tra la brutta sensazione, Fabian, levalo. Hai ragione Luciano, hai ragione, qua facciamo mea culpa tutti noi tifosi, tutti addetti ai lavori, eccetera eccetera. In molti avrebbero richiesto la sostituzione di Fabian ieri, che non ha fatto la sua migliore partita, però un allenatore sa di poter contare su certe qualità e certi giocatori che hanno il colpo da 90, che possono tirare fuori dal cilindro, e quindi Fabian non lo levi, hai fatto bene tu. Il piedino molle però Spalletti del primo tempo lo sottolinea, dice è vero, nel primo tempo un po' il piedino molle c'è stato, poi se guardate la mia reaction è stato un momento di piedino molle anche nel secondo tempo di Insigne, però non ci soffermiamo su quello. Vincere a Napoli è più difficile, gli chiedono, sì, però alla fine serve una via di mezzo. La questione che dà fastidio a Spalletti è se poi non vinci, se non arrivi prima hai fallito, e questa cosa io non la ammetterò mai. Addirittura io vi avevo ribaltato la cosa, dite se il Napoli con i chiari di luna che ci sono in Italia eccetera eccetera, se il Napoli arriva a quarto, grandissimo, vuol dire che hai recuperato l'Atalanta e non l'hai lasciata crescere all'inverosimile. Se il Napoli, se la Roma, la Lazio avessero fatto un gran campionato, il Napoli poteva lottare pure per il quinto. Ne stiamo lì, godiamocela senza pensare che siamo obbligati noi a vincere e che nessuno parli di fallimento nel caso si arrivasse secondi o terzi, guarda, veramente. E quindi gli alibi così. Poi in conferenza, grazie, arrivederci. Subito si taglia corto, ma facci parlare. Comunque in conferenza lui era già provato Spalletti, si vede che è un po' stanco, secondo me è un po' stanco di tutta questa cosa dell'ambiente che dice lui, e quindi lui vuole sottolineare che non è solamente il carattere del secondo tempo, anzi questo è Antonio Giordano che dice io non voglio sottolineare solo il carattere, ma anche che avevamo cominciato a giocare un pochino di più nel secondo tempo. E nell'analisi logica, nell'analisi tattica che vi proporrò tra qualche ora, voi iscrivetevi al canale Telegram, cliccate sulla campanella e controllate che siete iscritti, perché poi sapete tutte le notifiche che vi servono per stare sempre aggiornati. Ecco che abbiamo cominciato a giocare, ed è pure vero, perché poi le occasioni si vedono, ma poi andiamo con calma. Errori nostri del primo tempo che Spalletti sottolinea, e poi anche che una Lazio diversa da quella che abbiamo affrontato all'andata, e non c'è dubbio su questo. Le forze misteriose le abbiamo viste stasera. Io questi ragazzi li conosco molto bene, ho imparato a conoscere e so che ci tengono. Il saper soffrire, anche questo viene sottolineato. Poi il saper soffrire è una di quelle frasi fatte del calcio, è un po' quando stai subendo e gli avversari non segnano, perché il saper soffrire, per me, se vogliamo analizzarla bene, è quando tu non li fai, loro hanno il dominio ma tu non li fai tirare proprio, li stoppi ad ogni tiro, gli ribatti ogni tiro e la butti in fallo laterale e il portiere non para mai. Se il portiere diventa protagonista e prende 7 in pagella, non è che hai saputo soffrire tanto, hai sofferto. Questo così. Poi c'è il risultatrismo, nel senso che ti è andata bene, non hanno segnato, e quindi questo poi c'è stata la reazione dopo l'1-1 e questo l'abbiamo visto, e ci sono altre risorse che io conosco, dice Spalletti, e l'importante è essere stati superiori alla partita con il Cagliari, e su questo non c'è dubbio. La fiducia in questa squadra, io so che questa squadra ha qualità e ha anche cazzimma, la famosa cazzimma, allora il carattere. Allora vedi, io lì che Spalletti dice io da questa squadra mi aspetto qualità e mi aspetto anche cazzimma, perché quella frase che lui dice di Cagliari, che c'è stata più voglia di salvezza del Cagliari che non voglia di scudetto, è lì che si parla della mancanza di carattere, ragazzi, non altro, mancanza di carattere, di coraggio, di essere pronti anche fisicamente. Per questo, Luciano, non ti prendere gol, fare meglio del primo tempo, questo dobbiamo fare, questo, e poi significa nelle prossime partite fare meglio di quello che abbiamo fatto nel primo tempo, ma ci ribadisce le attenuanti degli infortuni, non ci siamo disuniti nonostante i cataclismi che sono successi, e poi dovrebbero anche finire, no? Potremmo anche aver saldato il nostro debito con la sorte e quindi ci lasciano un po' in pace tutti gli infortuni. Un Napoli a due volti
e ci ribadisce le fatiche fisiche e i pochi ricambi che abbiamo avuto a disposizione in questi giorni. Signori miei, volendo analizzare un attimo la partita tatticamente, come vedete io sono pronto, io la preparo subito, perché poi abrabam, e vi faccio vedere un pochino anche come posizioni medie. È interessante la differenza tra primo tempo e secondo tempo, ma andiamo per ordine perché non posso azzelliarvela, perdonate anche la cosa. Video diversi, a qualcuno piacciono le parole, Spalletti, l'analisi delle parole, a qualcuno piace solo il campo, a qualcuno piace solo la reaction, a qualcuno non piace niente, siete padronissimi, non mi piace proprio questo video. E vabbè, ma che cosa non ti piace? Spiegami, perché no, niente, proprio non mi piace niente, non mi piace come ti sei vestita, non mi piace come parli troppo veloce o parli troppo lento, e troppi tagli e troppe cose. Ognuno può avere i suoi giudizi così. Un giudizio lo dovete avere tutti quanti e se è rigore quello di Juan Jesus con le unghie che il pallone non cambia manco direzione, noi lo accettiamo. E diciamo siamo stati sfortunati, vabbè, accettiamo quello. Il VAR non può non richiamare, perché poi quello sulla scivolata io lo posso pure accettare, e quell'altro che Marusic sia sul tiro di Insigne posso pure accettare così. Ma se quello in aria, il pallone sta raggiungendo Elmas, se cambia di poco il VAR deve intervenire. Non è che lì dice l'intensità. Il VAR deve intervenire in questi casi. Oppure voi venite ai microfoni e ci spiegate: no, guarda che in questo caso così e noi ci mettiamo l'anima in pace. Altrimenti via alle speculazioni, via al retropensiero, via a tutti i complottismi, via ai non mi piace, ai pagliacci, alle avevate paura e a tutte le cose che succedono su internet, perché il calcio questo ci deve far un po' parlare tutti. E va bene anche così. Io sono contento, sono soddisfatto, ero impaurito, ci è andata bene, l'abbiamo portata a casa con carattere ma anche con qualità, non c'è dubbio, perché poi andiamo a rivedere quelle azioni del secondo tempo. E da New York è momentaneamente tutto, perché poi ci sarà il prossimo video così e chissà altre cose, interviste, cose così. Vediamo cosa può succedere. Voi siete pronti? Io sì. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.